benvenuti, oggi è venerdì 7 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.24. La luna sorge alle 13.33 e cala a mezzanotte e 45. Oggi viene celebrato dalla chiesa San Claudio. Il nome Claudio ha origine sabina e significa zoppo. Il suo numero fortunato è l'1, il colore è l'arancio, la pietra è il berillo e il metallo il rame. L'estate, il mare, la spiaggia, il sole e le scottature. Mi raccomando, attenzione a non bruciarvi, mettetevi sempre la crema protettiva. Tuttavia, nel caso vi capitasse di prendere una scottatura durante una vacanza, nelle nostre splendide isole ho un rimedio naturale da consigliarvi: l'olio di iperico, noto fin dall'antichità come erba di San Giovanni. È una pianta dalla vasta gamma di proprietà curative, tanto che si riteneva avesse persino poteri magici. Adesso, magico addirittura mi sembra esagerato, però l'effetto che può avere sulla pelle scottata è davvero sorprendente, in quanto contribuisce a ridurre notevolmente l'infiammazione della pelle. Compie oggi 80 anni Toto Cutugno, con oltre 100 milioni di copie vendute è uno dei cantanti italiani di maggior successo. 15 le partecipazioni al Festival di Sanremo, che ha vinto nel 1980 con Solo Noi. Per ben 6 volte è arrivato secondo e solo quinto nell'83 con il suo brano più famoso, L'Italiano. Sono invece 83 le candeline per Sir Richard Starkey, meglio noto come Ringo Starr. È stato per 9 anni il batterista dei Beatles, per i quali ha composto solo 2 canzoni. Dal 1970, anche lui, come gli altri 3, ha intrapreso la carriera da solista. Buon compleanno infine a Licia Colò, oggi 61enne. Qualcuno di voi ricorderà i suoi primi passi in TV con Bim Bum Bam nel 1983 accanto a Paolo Bonolis, ma è nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi, tra cui Alle falde del Kilimangiaro. È autrice di libri sugli animali e sulle sue esperienze in giro per il mondo. Cari bambini che ci state seguendo da casa, ricordatevi di non dire bugie, altrimenti rischiate che vi si allunghi il naso. Ah, a proposito, sapete chi è l'autore di Pinocchio? Si tratta di un certo Carlo Lorenzini che in un periodo di difficoltà economica decise di inventare delle storie sui bambini che non volevano andare a scuola nel tentativo di guadagnare qualche soldo. E così nacquero le avventure di Pinocchio. Finalmente il 7 luglio del 1881 queste storie furono pubblicate per la prima volta nella versione definitiva. L'autore divenne poi famoso col nome d'arte di Collodi. Immaginate di essere per un giorno ricchi come Cristiano Ronaldo. Avete a disposizione un budget illimitato e desiderate semplicemente rilassarvi, ma non sapete dove andare. Ecco, qui un suggerimento interessante. La suite d'albergo più costosa del mondo si trova a Ginevra, in Svizzera. Il suo prezzo si aggira intorno ai 61.000 euro a notte. Questa suite straordinaria si estende su una superficie di 1.700 metri quadrati e comprende ben 12 camere e 12 bagni. Insomma, non si tratta esattamente di un B&B. Appassionati dell'oroscopo, ecco cosa ci riservano le stelle con il nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi Luna congiunta a Saturno, qualcosa del passato deve fare pace col presente. Vediamo com'è. Ariete. Sicuramente proprio voi gestite questa Luna congiunta a Saturno in una maniera molto importante, proprio perché la reminiscenza di antichi amori o sentimenti è importante valutarla e rivalutarla proprio perché vi volete sentirvi sicuri di non ripetere la stessa sequenza all'infinito. Ci riuscirete. Toro, amica, oggi è la Luna che vi dà peraltro una bella notizia, un nulla osta che arriva, degli ostacoli che finalmente non vi impediscono più di arrivare anche a strutturare legalmente i vostri intenti. Bene, godetene appieno. Ma vi ricordo che Urano ancora non vi fa avere ciò che volete dall'amore. Siete sicuri di chiederlo alla persona giusta? Gemelli, ecco una luna che vi pone un po' di difficoltà. Oggi siete proprio stanchi e stressati, proprio non ne volete sapere. Siete un segno d'aria. Il lusso degli aria è quello anche di sapersi sottrarre. Ecco la loro assoluta carta vincente nella dialettica relazionale. Cancro,
Bellissima è la luna oggi che torna a essere di Trigono, vostra amica e sostenitrice, quindi la vostra dea congiungendosi a Saturno. Oggi vi assicuro una giornata assolutamente blindata, forte e imperiosa. Tutto ciò che oggi desidererete, qualcuno farà di tutto per accontentarvi. Leone, giornata oggi un po' piena di dubbi, proprio perché la Luna ancora con Venere e Marte vi propone dei dubbi in amore. Li supererete brillantemente se aspetterete la serata, quindi non fatevi intimidire dalle emozioni mattutine, tutto passa e il tramonto va festeggiato con un cin. Vergine, giornata oggi che vede Luna e Saturno in opposizione. Ecco, oggi l'umore non potrebbe non essere dei migliori, ma siccome siete tra i più intelligenti dello zodiaco, saprete capire che la vostra emotività ha a che fare con un passato sentimentale che non riuscite ancora a riproporre nel presente. Forse perché riprodurre la stessa formula non vi porta a niente. Cambiamo approccio? Bilancia, la Luna oggi vi ha abbandonato, ma siete calmi e paghi di aver fatto un buon lavoro, di aver avuto una buona notizia e delle soddisfazioni. Forse però dovreste dare ascolto a qualche amico del passato che vi cerca per rinsaldare un rapporto. Scorpione, giornata con una luna di Trigono congiunta a Saturno vi fa risalire immediatamente, soprattutto dandovi una soddisfazione lavorativa. Evviva! Anche in amore le cose sembrano un pochino stemperarsi. Aspettatevi un po' di più dalla serata. Forza che inizia il weekend. Sagittario, giornata con una luna e un Saturno in quadratura, forse un momento di down, forse una reminiscenza del passato che vuole ancorarvi ad avere dei dubbi sani su come state procedendo nel presente. Eppure tutto è solido, eppure non siete più limitati come prima. Un po' di fiducia, le ferite guariscono. Capricorno, una giornata molto bella oggi che finalmente dopo dubbi, reiterazioni, dichiarazioni e rese, finalmente vi consegna la dolcezza della romanticità. Dai, godetevela. Acquario, finalmente la luna è andata via, tutte quelle emozioni, oddio, proprio voi che non le sopportate tanto. Ebbene però la luna congiunta a Saturno vi dà una lucida visione delle cose, iperattivi, assolutamente disposti a lavorare a oltranza. Avete in mano per adesso un filone di cose che vi porterà al successo. Pesci, è interessantissimo vedere come la Luna oggi si comporta nei vostri gradi, proprio perché si congiunge a Saturno dandovi una grande solidità e soprattutto una soluzione legale e familiare che aspettavate da tanto tempo, quindi in serata un cin. È stato l'artista più premiato della storia, ma anche uno dei più controversi, sia per le trasformazioni del suo volto, sia per le accuse di molestie sessuali nei confronti di minorenni. Lui però per molti rappresenta la musica nel suo più vero spirito, ha fatto ballare generazioni intere e ha ispirato numerosi cantanti. Michael Jackson è morto improvvisamente a 50 anni per un'intossicazione acuta da anestetico. Il suo funerale, il 7 luglio del 2009 a Los Angeles, è stato seguito da circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo, record di sempre per una trasmissione televisiva. Ricordate quando il celebre allenatore di calcio Giovanni Trapattoni, durante una conferenza stampa al Bayern Monaco, pronunciò una frase memorabile in una lingua che mescolava italiano e tedesco? Sto parlando di "Don't count your chickens before they hatch", che in italiano suona come "non contare i tuoi polli prima che si schiudano". Tuttavia, nella nostra lingua abbiamo un detto popolare ancora più famoso: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Questo modo di dire ci ricorda di non essere mai troppo sicuri di aver raggiunto qualcosa prima che sia effettivamente successo. Cercateci anche su YouTube, il nostro canale Sicilia Play è disponibile per vedere tutte le nostre produzioni. C'è chi sostiene che i quadri di Segal, meglio conosciuto come Marc Chagall, abbiano il potere di far sognare e allo stesso tempo delirare. La sua vita si è svolta in un'epoca segnata da 2 guerre mondiali e dalla rivoluzione bolscevica, nella quale egli stesso ha preso parte. La sua arte è assolutamente unica e si avvicina allo stile simbolista. Un suo amico, Apollinaire, ha definito sovrannaturale una delle sue mostre a Berlino. Durante il suo esilio negli Stati Uniti, stranamente Chagall ha scelto di non richiedere la cittadinanza americana e ha persino rifiutato di imparare l'inglese.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Woody Allen mi piace, perché è più brutto di me. Vi aspettiamo anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.